L'ho visto per terra qua e c'era l'ambulanza, era già arrivata l'ambulanza. Apriva anche gli occhi, non so niente, guardi, l'ho visto lì per un quarto d'ora, mezz'ora, sono stata qua anch'io. Si sono mobilitati in tanti qui in via Roma Roverbasso di Codogné per salvare la vita a David Sbia, il 28enne che si è schiantato poco prima delle 22 mentre stava rientrando nella sua casa di Gaiarine a bordo di una Kawasaki. Malore o distrazione, difficile capire cosa lo abbia portato fuori strada. Di certo l'impatto con i pali delle indicazioni stradali è stato tremendo, con il giovane volato sull'asfalto. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Tra i residenti c'è chi ha portato una coperta, chi, come una donna che preferisce non comparire, gli ha tenuto la mano fino all'arrivo dei soccorsi. Gli ho detto che non era da solo. Le sue parole: nonostante gli sforzi, David è morto dopo una notte di agonia all'ospedale. Sicuramente dispiace, sicuramente dispiace. Troppo giovane, purtroppo. David si era trasferito da Foggia a Gaiarine recentemente, trovando il modo di presentarsi anche al sindaco, che ora esprime tutto il suo cordoglio. L'avevo trovato qualche mese fa e così appunto mi raccontava velocemente un po' la sua storia, che è integrato, che si trova bene qua. Dolore anche tra colleghi e amici. Da poco il 28enne aveva lasciato il lavoro alla Friuli Intagli per un altro impiego, e questo in nome di una passione risultata fatale. Si è cercato un altro lavoro, perché lui voleva proprio andare a trovare il tempo per uscire in motocicletta, no? E quindi per quello che ha cambiato, diciamo, lavoro, perché la Friuli Intagli è un posto un po' particolare, si fanno 3 turni, invece di là avrebbe lavorato a giornata e quindi avrebbe avuto più tempo per la sua passione. Mi dispiace perché stavamo facendo anche amicizia, sinceramente, saperlo così dispiace molto veramente, è un bravo ragazzo.